Allora 24 luglio 2010, seconda tappa del Festival del Garda. Allora le Miss che si contenderanno il titolo di Miss del Garda 2010. Una grande novità, tra l'altro, per questo nuovo anno è l'inserimento della prima edizione del concorso tutto dedicato ai Mister. Il concorso per il titolo di Miss Soferino 2010. Io vi ricordo ancora che tra qualche giorno sui siti www.iuverona.it e www.incardesano.it potrete trovare tutte le curiosità, fotografie e video di questa bellissima serata che stiamo trascorrendo insieme. Un saluto e un ringraziamento va subito, immediatamente. Per dilungarci in disserzioni comiche troppo lunghe, per cui andremo via d'impatto. L'importante nel cabaret comunque è la vostra Accogliamo con un grande applauso gli 8 concorrenti per questa prima tappa dedicata al concorso di bellezza. Novità assoluta. Hanno deciso di venire a godere di questo spettacolo e del nostro splendido ambiente naturale che è la Piazza Castello, che ospita il Festival del Garda. Lo ospita volentieri. Per me tutte le porte della vita. Vicino al mare d'autunno il tuo riso deve innalzare. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. Michela, Gabriele, Natascia, Cristina, Valentina, Nicole, Fabrizia, Claudia, Deborah, Elena, Luisa e Andrea. Secondo momento di votazione per le nostre Miss, tutto dedicato alla bellezza. Per l'amore che vorrei, per questo dolore. Cercando con grande amore. Come se mai volessimo morire. Stanno sfidando a colpi di bellezza, di sorrisi, di eleganza sul nostro palcoscenico per questa nuova edizione di Miss del Garda 2010. Tra pochissimo scopriremo chi sarà la vincitrice, una sola sarà la reginetta, ma ben 5 delle nostre Miss passeranno alla fase della semifinale. Un ringraziamento personale da parte della Mister Solferino 2010. Il nostro Mister Pasmano Pignotti, la fascia, la corona, i fiori, i baci e tutto ciò che va a celebrare questo momento di grande gloria per la nostra Miss Solferino. 14 le Miss che hanno partecipato, ma l'applauso più grande va a tutti coloro che fanno parte del Festival del Garda, questa nuova grande. Abbiamo qua con noi Elisabetta Del Medico, presentatrice del Miss e del Mister del Garda, al quale chiediamo un giudizio sul presentatore Raffaello Tonò.
Beh, hanno giudicato le Miss stasera, io dovrò giudicare il mio compagno di viaggio per una serata davvero speciale. Lavorare con Raffaello, lavorare con un professionista come lui è stato davvero un'emozione innanzitutto, e poi c'è tantissimo da imparare da un personaggio come lui. È stato un piacere, ma soprattutto è stato bello scoprire che non è solo un grande professionista ma è anche una grande persona, perché è davvero simpaticissimo, abbiamo lavorato molto bene, anche dietro le quinte si è instaurato un bel feeling, quindi è stata una serata già scoppiettante di partenza. Le nostre Miss e i Miss l'hanno arricchito, i cantanti sono stati meravigliosi, una serata perfetta e divertente.